Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi col premio Lester, una reclamare cavalli anziani per allievi. 7 al via. Si muove l'autostart, 1 Veripan, Diego Marchese, 2 Van Gogh dei Veltri, Tommaso Gambino, 3 Twitter Grad, Carmine Piscoglio, 4 Vida Loca Rock, Roberto Dautiglia, 5 Sognatore Adri, Mauro Parussati, 6 Viola Orsini, Melissa Pampilonia. In seconda fila 7 Sunrunner, Giuseppe Ferrante. Vediamo un po' indietro Viola Orsini che rinuncia alla partenza. Anche Sognatore Adri non è a rete. Stacco della macchina, come previsto, veloci, Twitter Grad e Vida Loca Rock che scavalca l'avversario, quindi Vida Loca Rock in vantaggio su Twitter Grad che a sua volta completa il sorpasso su Van Gogh dei Veltri. Poi Veripan in quarta posizione davanti a Sunrunner, mentre arriviamo al paletto dei 200 in 15 e 2, Sognatore Adri ripiega invece in coda. Ora sono tutti in fila indiana con in vantaggio sempre Vida Loca Rock che ora ha rallentato, arriva al paletto dei 400 in 31 e 2, nessuno fa la prima mossa, sempre in vantaggio la figlia di Philip Rock seguita da Twitter Grad, poi Van Gogh dei Veltri, Veripan, il 7 di Sunrunner a precedere Viola Orsini. Intanto ha spostato Van Gogh dei Veltri dalla terza posizione alla corda dopo 600 metri in 47,9. Tommaso Gambino viene avanti col figlio di Gorfonte, va a parigliare il battistrada, sposta anche Sunrunner che va a prendere la schiena di Van Gogh dei Veltri. Intanto il primo giro va via in 1-3-1, 15-2 qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Vida Loca Rock, Roberto Dautiglia seguito da Twitter Grad, di fuori Van Gogh dei Veltri. Veripan guadagna un posto lungo la corda, va in terza posizione, il chilometro va via in 1,18,5. Sempre Sunrunner di fuori in schiena, poi dalle retrovie prova l'avanzata anche Sognatore Adri. Prosegue il duello tra Vida Loca Rock e Van Gogh dei Veltri, retta di là passata in 14,9, sempre lì Twitter Grad parigliato da Sunrunner. Siamo a 300 metri dalla conclusione con Vida Loca Rock che cerca l'allungo decisivo, ha preso un paio di lunghezze di vantaggio, ultima curva passata in 15,1, retta d'arriva Vida Loca Rock in netto vantaggio, ora è Twitter Grad l'avversario più insidioso, ci prova anche Sunrunner, ultimi 100 metri, Vida Loca Rock ormai ha corsa vinta e regala il successo a Roberto Dautiglia. Per il secondo è Sognatore Adri che ha la meglio su Sunrunner. 1.16.9 la media al chilometro, la vittoria di Vida Loca Rock, Roberto Dautiglia. Il training di Max Castaldo, i colori di Giuseppina Tilotta, la quota in chiusura per la figlia di Philip Rock 2,51.